Ma io sì, ringrazio ovviamente i proponenti della mozione che annuncio ovviamente sin da subito voteremo favorevolmente. Ci tenevo solo a ricordare per cercare di allargare un po' il dibattito, anche come ha cercato di fare il collega Jacob, due aspetti, Presidente. Il primo comunque che come si ricorda anche nelle premesse, un primo tentativo di inserire una web tax si è avuto con la finanziaria del 2019, quindi legge dello Stato ovviamente votata nel dicembre 2018 e proposta dal governo Conte. Questo ovviamente se ne cita, poi sulle percentuali possiamo metterci a discutere, più o meno il 3% che è stato individuato è un po' quello che era stato introdotto ed è stato introdotto anche in altri stati europei. È anche vero che ce n'è uno che, mi riferisco alla Repubblica Ceca, ha inserito addirittura il 7% di tassazione. Quindi è chiaro che tutto si può fare, però dobbiamo tener conto poi di quello che è, come si diceva, il quadro globale, perché a fronte anche di quel 7% c'è stata una netta opposizione del governo degli Stati Uniti con l'amministrazione Trump, che ovviamente ha iniziato a alzare le orecchie e non solo, minacciando poi, come sappiamo, come fanno ovviamente spesso e volentieri, di aumentare i dazi sui nostri prodotti. Per cui siamo, diciamo, sempre alle solite. È una fase di contrattazione, ma proprio perché secondo me, ma ovviamente non solo secondo il Movimento 5 Stelle, che come detto, diciamo di quelle minacce in qualche modo se ne è fatto poco e niente, nel senso che poi si è arrivati comunque all'attuazione di questo almeno 3% individuato e che prevederà poi già un primo introito per le casse dello Stato da qui a pochi mesi, ma è giusto ricordare ovviamente non solo come si fa nella prima premessa dei tentativi dell'Ocse, ma è giusto ricordare anche che i commissari dell'Unione Europea hanno cercato di porre un'attenzione globale su questo, anche per evitare che ogni singolo paese poi si muova con una percentuale sua, ma i commissari dell'Unione Europea hanno anche scritto insieme a tutti i ministri delle economie e finanze dei governi dell'Unione Europea alla presidenza del G20 nel marzo 2018 di prendere in considerazione ovviamente questo tema che diventa fondamentale proprio perché quando siamo di fronte all'erosione della base imponibile dei governi nazionali è chiaro che c'è un problema poi di dover garantire dei servizi, perché fino a quando determinate spese venivano ovviamente effettuate all'interno dei confini nazionali, le tasse rimanevano a beneficio dei singoli governi e quindi si potevano erogare dei servizi per i propri cittadini. Quando questo inizia a spostarsi altrove diventa effettivamente difficile poterlo fare. E quindi quell'appello del marzo del 2018, Presidente, adesso ha per noi un significato maggiore se teniamo conto che da poche settimane praticamente la presidenza del G20 è dell'Italia. Allora, qui diciamo non viene riferito, però è un elemento ovviamente in più, se vogliamo, per poter dare questo mandato alla, alla giunta regionale e nell'interlocuzione del governo statale di ricordare che adesso siamo noi ovviamente in quella situazione e che quindi quell'appello non viene solo in teoria dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma viene anche da tutti i ministri dell'economia e quindi europei e anche dalla Commissione europea. E quindi questo deve essere diciamo, un mandato in più per poter raggiungere un risultato che ci permetta ovviamente di ottenere e stiamo dicendo
praticamente solo quello che ci spetterebbe di diritto in una situazione normale, perché di fatto stiamo chiedendo che vengano pagate delle tasse a fronte di spese effettuate dai nostri cittadini. E credo che sì, su questo si sia detto tutto, e come detto annunciamo ovviamente il voto favorevole alla mozione. Grazie. E ringraziamo i proponenti. Grazie.